L'alleanza è compatta. Ecco, l'unico punto che voglio fare è sul fatto che non accetto attacchi personali nei confronti dei miei consiglieri. Oggi ho letto un attacco personale nei confronti di un mio consigliere, di Marzio Favero. Spero che insomma l'amico Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia, ritratti un po' quello che è stato detto, per definire una persona come Marzio Favero una quinta colonna della sinistra all'interno della Lega è qualcosa che non posso accettare, come non accetto gli attacchi personali nei confronti dei miei consiglieri, né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione, ma soprattutto da parte di quelli che sono i nostri alleati. Questo il risultato di una settimana ad alta tensione tra alleati in Consiglio regionale del Veneto, complici alcune mozioni che hanno toccato temi sensibili, come lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Di fronte al documento presentato dall'opposizione, i meloniani hanno parlato di un tema che viene agitato quando manca poco alle elezioni, prima ricordando che al governo ci sono PD e Lega, poi uscendo dall'aula. Abbandono che il leghista Marzio Favero ha bollato come ingiustificabile. Evidentemente il tema è ancora spinoso per Fratelli d'Italia. Le parole del filosofo ed ex sindaco di Montebelluna: apriti cielo. Ho grande stima per l'uomo, dal punto di vista intellettuale riconosco che è una persona estremamente capace, mi è anche umanamente simpatico. Dal punto di vista politico mi sembra davvero che delle volte sia più vicino al PD che al centrodestra, quindi questa è una mia constatazione, suffragata dal fatto che non a caso ha formato anche un intergruppo insieme al capogruppo Dem Possamai. L'istituzione dell'intergruppo è rivendicata dallo stesso Carroccio, che rilancia. Spiace vedere che all'interno di questo intergruppo l'unico gruppo che non ho rappresentato è proprio quello di Fratelli d'Italia, su un tema che riguarda l'autonomia. Quindi sinceramente io penso che Marzio Favero, essendo anche diciamo, un intellettuale che ha approfondito molto il tema autonomia e federalismo, ha fatto bene a fare questo intergruppo. Negli ultimi giorni fibrillazioni si sono registrate anche su una seconda mozione presentata da Fratelli d'Italia, quella sulla discriminazione vaccinale dei bambini a scuola, mentre un'altra sull'abolizione del Green Pass e sempre dei meloniani potrebbe non essere presentata ufficialmente per motivi di calendario, vista l'imminente fine delle restrizioni al 1 maggio. Sappiamo che ci sono delle sensibilità diverse ed è anche giusto che queste sensibilità possano convivere all'interno di una coalizione. Teniamo conto che non siamo tutti lo stesso partito, siamo una coalizione. Sensibilità differenti, quindi per Speranzone certamente il clima elettorale in vista del 12 giugno con 86 comuni veneti al voto non aiuta. Diciamo che il periodo in cui sono arrivate fa un po' pensare, però guardiamo avanti, guardiamo a quello che interessa ai veneti e cerchiamo di lavorare per loro